A Roat è stata inaugurata la mostra di pittura di Elisabetta Rossi, fino adesso mietat conosciuta. Elisabetta Rossi, nacida nel 1908 a Roat e morta nel 2009, ultra centenaria, ha trovato una collocazione nella storia dell'arte bresciana, ma a modo più nella storia di Roat e della Franciacorta. Già questi i motivi di interesse che ha convincito l'amministrazione comunale di Roat a organizzare la mostra realizzata dal Centro Studi Cultura Uomo Territorio, come le sta sottolineato poi dal professor Antonio Niglia, assessore alla cultura del Comune di Roat, e dalla professoressa Roberta Bonomelli, nida dalla Val Saviur per coordinare gli interventi. Il primo motivo di interesse è stata l'inaugurazione della sala esposizione and questo step della mostra stessa, che il Comune ha ricavata dall'ex Palazzo Sonzogni sul corso Bonomelli. La mostra è stata di Elisabetta Rossi, come detto prima, mia età conosciuta, e allora? Poto, Mesia è nacida a Roat, da una famiglia di Roat, che la venia giù dalla Val Brembana, da Brat della Presolana. Le vivida che l'ha fatto le scuole a Ciare, le tecniche come si fa una volta, e l'ha dimostrato che si fa col disegno. A un certo momento, le tue è nata a Milano e l'ha studiata anche a Brera, dove l'ha fatta anche una mostra dei suoi quadri, insieme a degli altri pittori. A Roat la ha seguito la scuola di Gerolamo Calca, che era un professore della scuola Ricchino, mi pare, no? E la ha seguito le sue orme. Il professor Calca era un seguace del pittore, grande pittore Tallone di Brera di Milano. E la Mesia, la Elisabetta Rossi, ha seguito le orme del suo maestro nelle varie direttrici della pittura e il modo di pitturare. Ha preferito essere una brava colorista, l'ha doprata la spatola, l'ha fatto ritratti, paesaggi, nature morte e fiori. E poi anche una qualche, come si chiama, le piccine miniature. Intende guerra è nata a Milano, dopo l'è venuta a Roat, ma per stare ai suoi genitori che è diventata anche loro. E se come è diventata anche lei, tanto è vero che è morta a 100 anni e 6 mesi. Dopo la benedizione della sala da parte di Monsignor Gianmario Chiari, arciprete di Roat, il dottor Andrea Cottinelli, sindaco di Roat, l'ha tagliata al naster, simbolo dell'inaugurazione, e si è detto contento per la nuova sala di esposizione destinata a valorizzare l'arte e la storia del Comune. E della storia del Comune fa parte poi Antonio Rossi, genitore di Elisabetta Rossi e nonno di Alessandro Rossi, che l'ha regalato al Comune al ritratto di Antonio Rossi, già sindaco di Roat dal 1921 al 1923, e l'ha augurato al sindaco che un giorno sarà poi il suo ritratto. Magari lui l'avrà pensato che l'abbiamo preso per pensare. La figura di Antonio Rossi è stata mettita in risalto dal professor Gabriele Archetti dell'Università Cattolica di Brescia, che l'ha parlato a nome della civiltà bresciana. Aristide Peli, assessore all'istruzione della provincia di Brescia, ha ribadito l'importanza di un locale come quel che l'ha ospitato la mostra. E alla fine di tutti gli interventi è toccato al professor Alberto Zaina, che l'ha presentato al profilo artistico di Elisabetta Rossi, che l'ha imitata al suo maestro Girolamo Calca, che con lui si è confrontata nei ritratti delle persone. E Zaina ha parlato della Rossi come artista che la amava il colore, secondo il stile degli impressionisti macchiaioli. La sala, anche se lì è grande, lì è però piena di gente, arriva di l'importanza e l'arte della Elisabetta Rossi.